Buongiorno amici ed amiche di Sportissimo Channel, benvenuti, siamo qua io e Max pronti, un po' in ritardo e chiediamo scusa, d'altronde il tempo è tiranno come sempre, non è facile organizzarsi, poi questa settimana, caro Max, siamo stati impegnatissimi in giro per i campi per ben 2 volte, se vuoi raccontare un po' cosa abbiamo combinato, lunedì eravamo in quel di Fagnigola, appunto neanche a farla apposta 2 volte, lunedì e venerdì, solo che abbiamo seguito lunedì la Fioreria Tolusso contro gli Scafati Futsal 2-2 e proprio ieri sera abbiamo finito tardissimo e abbiamo seguito naturalmente il Princess Bar nel derby contro San Michele di Fagnigola. Ed è finita 1-3 per il San Michele, insomma direi che è stata una bella partita con un piccolo giallo gol non gol, però insomma è stato qualcosa di bello, insomma, ecco. Noi abbiamo provato a raccontarvi la partita nel migliore dei modi, direi che abbiamo avuto un ottimo risultato dal punto di vista degli ascolti, no? E delle presenze, dell'interazione con il pubblico, quindi bene. Cercheremo sempre di migliorarci di più, insomma, che ti posso dire, insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio, però non è così semplice, incompatibilità poi con il nostro primo impegno, che è il nostro, quello che abbiamo, insomma, prima di poter fare queste robe qua, insomma. Sì, sono delle robe interessanti, abbiamo avuto anche dei feedback positivi da parte delle persone, tra poco avremo ospiti, oggi siamo in versione ridotta, anche perché dobbiamo dirvi, è stato veramente importante l'impegno che abbiamo messo in campo in tutti i sensi. Lunedì e venerdì eravamo a Fagnigola, ma fra 2 giorni siamo a Morsano al tagliamento per Falchetti contro Atletico Conegliano, quindi avremo altri personaggi da intervistare, altri protagonisti da visionare da vicino, e poi l'Atletico Conegliano, tra l'altro vedremo tra poco risultati e classifiche, si presenta a Morsano con veramente un cammino strepitoso, ne parlavamo con il presidente Pietro al telefono, e per cui ovviamente c'è anche molta attesa da parte nostra per firmare questi ragazzi che sono molto forti. L'anno scorso hanno vinto 21 partite su 22 in Serie C e quindi sono i favoritissimi per questo campionato di Serie B organizzato come sempre dal CSI di Pordenone, quindi c'è molta attesa anche per questo. Ecco, nel frattempo vedo, insomma, direi Max, se sei d'accordo, di partire dai risultati, no? Parto io con la Serie A e come vedete c'è sovraimpressione con i risultati della quarta giornata. Questa settimana non è stata funestata dall'allerta meteo. Pordenone Amatori Campezza 5-2, Bauman Pub Montereale Barzuliani 6-5, Ponte 94 Tennis Club Caneva 6-2, Stella d'Argento Astra San Vito 6-5, Atletico Mareno Befed Futsal 4-1, Icem Calcio 5, Pordenone BCC, o meglio BCC Pordenone 4-1. Questo per quanto riguarda la Serie A. Mi verrebbe da dire aia per il Bifed. Scusa. Mi veniva da dire aia per il nostro amico David, ma insomma, continua. Infatti David è impegnato nel sociale, quest'oggi non può essere dei nostri, però lo sarà presto, magari la prossima puntata. Dicevo, Icem in testa con 10 punti, però come vedete seguito, tallonato dal Bauman Pub che l'anno scorso vinse la regular season, poi campione provinciale fu il Pordenone Amatori, quindi Bauman 9, Pordenone Amatori 7 e così via tutte le altre. Chiaramente ci sono dei recuperi da fare perché la scorsa settimana appunto non si è giocato. Vai tu con la Serie B, te la metto qua in sovraimpressione. Beh, guarda, Atletico Conegliano ha naturalmente, non dico strapazzato, però insomma ha battuto gli Habaneros, che sono comunque una squadra ottima che noi abbiamo seguito in quel di Morsano proprio contro i Falchetti, e vince 4-0 l'Atletico Conegliano. BT Impianti contro il Pigozzi Team vince 10-4. Poi il Boca Senior proprio contro i nostri amici Falchetti vince di misura, proprio appena stretta 5-4. Oratorio GS contro l'Edilegno SAC 3-5.
Poi abbiamo l'OS al Pontello, Black contro Black Magic 2-8, e poi Pasha Cordenons contro i Fantas 0-2. Per quanto riguarda poi naturalmente la classifica, che adesso andiamo a vedere. Ah sì, adesso scusami, mi ero un attimo imberlato perché stavo pensando alla Serie D, dopo ti spiego perché. Adesso ti metto la classifica così puoi parlare della Serie B. No, beh, guarda, hai già detto ce l'ho, tutto comunque. ce l'ho la classifica io, per fortuna. Allora, BT Impianti Ecco, è in testa alla classifica con 9 punti, a pari punti con l'Atletico con Legnano, poi di via via dico soltanto Black Magic ed il Legno SAC sono il Legno Sacile, Sacile, scusa. Scusami, quindi Black Magic ed il Legno Sacile sono 6-6 e quindi sono a 6 punti pari merito. Poi ci sono via via gli Abaneros, i Falchetti, l'Oratorio, Pigozzi, Team, i Fanta, insomma ce n'è di altri. Insomma, però, da segnalare insomma che l'Atletico Cornigliano è a punteggio pieno e fa veramente paura per lunedì. Sarà una partita durissima che noi andremo e saremo ben contenti di farlo, no? Di andare a filmare questa partita contro i Falchetti. Assolutamente, perché appunto lo dicevamo, l'anno scorso l'Atletico Conegliano le ha vinte quasi tutte, ha pareggiato proprio col Boca Senior, l'unica partita che non ha vinto sul 22, di conseguenza anche quest'anno ha iniziato a scombattuto e direi chiaramente che sarà dura per i Falchetti, però ovviamente ogni partita ha le sue motivazioni, a prescindere da tutto. Andiamo, dunque la Serie B l'abbiamo vista, direi di passare alla Serie C che ci ha visto per certi versi protagonisti, perché ovviamente abbiamo Fioreria Tolusso Scafati Futsal 2-2 e la potete rivedere sul canale YouTube di Sportissimo Channel, e molti l'hanno fatto, devo dire ci sono state parecchie visualizzazioni. Le stesse squadre, Fioreria Tolusso e Scafati Futsal, mi hanno detto che sono andati a rivedere la partita per visionare da vicino assieme agli allenatori i cambi di errori fatti in difesa, fatti in attacco, insomma tutta una serie di analisi. Chiosco Bomber Anzano Calcio 5 6-9, Olme 2012 Green Planet 5-2, Opitergium Calcio 5 Awakanawa 3-5, Richinvelda Calcio 5 Libertas Calcio 5 2-2, Roller SDM Livenza Gomme 5-9, questo per quanto riguarda la Serie C. Adesso stavo cercando la classifica, un attimo solo che ci arrivo. E tutto il bello della diretta, caro Max, perché io mi sono preparato proprio last minute, quindi spero di avere anche la classifica della Serie C da qualche parte. Eccola qua, e adesso te la leggo se me la carica. È in elaborazione, ecco, per cui Serie C questa settimana l'abbiamo vista da vicino. Livenza Gomme 10 punti con 4 partite giocate, Anzano Calcio 5 9, Scafati Futsal e Wakanawa 7, quindi lo Scafati Futsal diciamo perde terreno con 2 punti lasciati in quel di Fagnigola, e mentre la squadra che ci ha ospitato la Fioreria Tolusso metà classifica con 4 punti, anche qua vedete va su, le prime 2 vanno su direttamente, poi ci sono i playoff, insomma è ancora molto lunga anche in Serie C per quanto riguarda il tutto. Ecco, direi di andare a vedere velocemente le ultime 2 serie prima di collegarci con gli ospiti. Abbiamo la Serie D, Originals 2022 Tennis Club Caneva 11-3, Sporting Porcia GF Mov Bistrò 6-5, questa qua per non sbagliare, Green Futsal, ecco perché non mi ricordavo questo particolare, Susegana Futsal 6-2 con l'Arbese, Icem Calcio 5 Cavolano 4-2, Princess Bar San Michele Fanigolo 1-3, ve l'abbiamo raccontata, anche questa potrete recuperarla, e Sanve 1000 Calcio 5 Pizzeria da Mario 6-3. Questo per quanto riguarda la Serie D. Classifica Sanve 1000 a 12 punti con punteggio pieno, Icem 10, Originals 2022 che seguono a 9, poi via via tutte le altre, tra cui vedo anche il Tennis Club Caneva che abbiamo diciamo avuto come ospite la scorsa settimana.
Adesso vi parlo velocemente della Serie E, che è l'ultima serie, è un campionato dove ci sono solo 8 squadre, molte sono dei duplicati, ovvero sono compagini che hanno già squadre nelle altre serie. E adesso vediamo di cosa si tratta. Eccolo lì. Adesso era arrivato, poi è scomparso. San Giorgio Lecciacole 6-5, Astra San Vito Aotearoa 1-3, Only Fantas Servizi CGN 3-3, Sudmania Team New Zealand 7-4. Anche qua abbiamo avuto i risultati all'ultimo momento, per cui abbiamo dovuto prepararsi al volo. Sudmania in testa con 3 vittorie su 3, 9 punti, Servizi CGN, Only Fantas 7. Questo per quanto riguarda la Serie A, la Serie E, scusate, e via via tutte le altre. Ecco, non vedo Francesco, che dovrebbe essere dei nostri. Io, guarda, volevo semplicemente dirti questo, visto che ancora non si vede Francesco, che io purtroppo, per impegni lavorativi, dovrò lasciare la trasmissione in anticipo e quindi lascio, tra virgolette, la palla tutto ad Enrico e niente, vi do appuntamento a lunedì, ore 20:45 circa, per la diretta dei Falchetti contro l'Atletico Conegliano e insomma, che dire, questa settimana è andata così, Enrico. Prossima settimana faremo sicuramente di più, però dovete capire che noi siamo super impegnati, perché tra partite, tra lavoro e una roba e l'altra, insomma, non è così semplice. Quindi io saluto tutti, saluto te naturalmente, ti auguro buon proseguimento di trasmissione, ma gli impegni lavorativi mi tolgono dal tutto. Quindi un saluto a tutti, un saluto a te e ci vediamo alla prossima. Grazie Max, un saluto a te e a tutti. Ovviamente adesso dovrebbe esserci Francesco, se non ha qualche problema anche lui tecnico, si dovrebbe collegare tra pochissimo, anche Gianluca ovviamente, per parlare di calcio 5 federale. Io intanto vi anticipo che, parlando di FIGC, ovviamente fino adesso abbiamo parlato del campionato CSI, che è l'unico campionato della provincia di Pordenone, amatoriale peraltro, mentre in passato ce ne furono tanti da raccontare. E questo pomeriggio il Pordenone Calcio 5 riposa in Serie 2 Elite e quindi la prossima settimana torneranno in campo, tra l'altro in una trasferta a Genova. Fino adesso, anche sabato scorso, hanno vinto 10-0 con Modena, quindi stanno facendo un campionatone, così come il Macan, che avremo tra poco ospite con Gianluca, che vedo già pronto. Macan Prata, che tra l'altro gioca questo pomeriggio, ma insomma con Gianluca fra poco sviscereremo tutte le casistiche. Poi anche qua vicino a Vallenoncello c'è la Serie B con il Naonis Calcio 5 impegnato contro il Bissuola, dopo la sconfitta per 11-0 di sabato scorso contro la Tesina. In serie B c'è anche il Manzano impegnato contro il Miti Vicinalis di Vazzola. In Serie C, per quanto riguarda le provinciali, l'Araba Fenice ha perso con il Palmanova piuttosto nettamente. Oggi c'è la prima di coach Carlo Garcia, a cui vanno i nostri migliori auguri per l'esordio, che li vedrà affrontare a Cussignaco la Clark Udine. Questo per quanto riguarda la Serie C regionale del Friuli Venezia Giulia. Quindi Francesco, non ti vedo, purtroppo qualche problema tecnico per Francesco Marson della squadra dello Scafati Futsal. Io direi che a questo punto chiamiamo e vedete c'è con me Gianluca, che era già pronto nella sede del Macan, credo, o comunque hai una bella litografia alle spalle, ecco. Buongiorno. Caro Luca, noi speriamo che questa tua presenza fissa anche oggi, raccontaci un po' cosa succede, soprattutto dai l'appuntamento, perché manca poco anche per voi. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Enrico. Sono nel mio ufficio provvisorio perché, come sai, verso febbraio-marzo dovremmo entrare nei nuovi uffici all'interno del Palla Prata, secondo piano. Bellissimi uffici dove faremo vernissage di presentazione. Giornata impegnativa, perché? Perché Isola ha parecchi giocatori che hanno già giocato in A2, hanno un attaccante Piazza che credo abbia già segnato 7 reti, giocano con il portiere avanzato e non la conosciamo come partita fisica, ma semplicemente in base alle analisi
che l'intelligence che Svisa ha fatto, e quindi crediamo sia una battaglia anche oggi. I ragazzi stanno bene, stanno tutti bene, l'equilibrio psicofisico lo consideriamo più che buono. Poi sai, dopo bisogna vedere quando la palla a rimbalzo controllato rotola cosa succede. Però sarà una giornata interessante. Ci sarà il Poma di Udinese Calcio, che ormai è un nostro testimonial come anchorman, al quale daremo la maglia prima dell'inizio della partita. E la nostra pari merito, la Videoton di Crema, gioca credo con Villorba, che ha pari punti con Avis Isola, quindi sono due incroci interessanti per mantenere il primato. Sono convinto sia un match oggi molto intenso ma anche molto tecnico. Assolutamente, infatti stiamo vedendo in sovrappressione, ti ho messo un po' la giornata odierna, sì. Della Serie A2 nazionale, dove milita il Maccan Prata, e ci sono partite di livello, tra cui quella che citavi tu, perché adesso metterò la classifica, quindi voi giocate alle 15:30, è un piacere vedere quel Maccan Prata. Esatto, è un piacere vedere quel Maccan Prata lì davanti insieme alla Videoton Crema. E se non fosse stato per quel pareggio in Sardegna, probabilmente, ci auguriamo con le dita incrociate che presto lo sia. Però quest'oggi sicuramente è una partita da prendere con le pinze proprio per l'avversario. Il portiere di movimento è un ruolo, l'abbiamo visto ieri in ambito amatoriale, ovviamente fatto a livello FIGC, è un'arma molto molto pericolosa, certo a doppio taglio, però se si sono specializzati bene, sicuramente vedendo la classifica, l'Isola ha comunque 4 punti, sarà desideroso di venire lì col coltello tra i denti a portar via punti, e quindi speriamo, innanzitutto mi chiedo, c'è la possibilità, farete la diretta, di vederla per noi che magari non siamo collegati o non possiamo venire allora, noi non ancora quest'anno stiamo cercando di trovare degli accordi che siano sostenibili anche dal punto di vista economico, perché chiaramente la richiesta c'è, però deve essere accettabile, parlando di business plan, che è la mia competenza. Sì, certo. E quindi nel mentre ci auguriamo che coloro che tendenzialmente la vedono da casa abbiano la voglia, il desiderio di venire al Palaprata, anche perché è uno dei palazzetti più belli d'Italia e quindi merita di essere vissuto live, come si usa dire. Poi vedremo, insomma, sai, la 2 è impegnativa da tutti i punti di vista, economici, di lunghi viaggi, eccetera. Quindi bisogna fare i conti bene, e io che sono milanese ma conosco bene da 10 anni ormai il mondo friulano, so che sono molto attenti a non fare il passo più lungo della gamba, né con le aspettative, tantomeno con i numerini nei fogli in Excel. Assolutamente, assolutamente. Per cui direi che ti lasciamo andare. Noi ovviamente invitiamo la maggior parte delle persone a venire lì, manca venite un'oretta. Qua, venite a vederla. Ci sono anche gadget, faremo di tutto, feste, baldorie, dovete venire. E poi è bello dal vivo. È bellissimo, e poi permettimi, vorrei sottolineare 2 cose. Uno, i ragazzi stanno tutti bene, anche perché hanno un preparatore atletico, Angelo, che salutiamo, e con il quale ultimamente mi sento spesso, ma non vogliamo svelare troppi retroscena. Però insomma è merito anche della preparazione del mister, di tutta una serie di voi che magari li coccolate anche, quindi stanno bene, e quindi i risultati si vedono, tante volte anche merito dell'ambiente, oltre che dal punto di vista fisico, anche il contesto che si crea attorno. E poi ovviamente questa volta non c'è la possibilità di venire in diretta, è un'occasione in più, uno stimolo in più per venire lì direttamente, e avete una grande tifoseria, perché io ho visto i nostri briganti che ci sostengono, e poi oggi avremo tanti sponsor che verranno a vedere la partita, e questo ci fa piacere. Ecco, quindi tutti al Palaprata, oserei dire, 15:30, manca pochissimo, quindi contro l'Avis Isola di Asti, una partita contro i piemontesi, carattere forte, difficile non mollano mai, e vedremo poi alla fine, la prossima settimana, com'è andata,
e ci racconterai della prossima giornata, insomma, del Macan, ovviamente sperando e facendo gli scongiuri che possiate rimanere là in testa. Io Ecco. sono inquadrato Gianluca. solo nel viso, quindi non si vedono i gesti che faccio sotto al tavolo. Esatto, ma giustamente, oserei dire, da buon dirigente di lungo corso. Ecco. Bene. Senti, grazie di aver partecipato, grazie a voi, buona come partita, sempre, forza Maccan Prata, e un saluto a tutti e alla prossima. Buon lavoro, buona continuazione. Grazie Gianluca, a presto. Bene ragazzi, a questo punto vi salutiamo, direi che la giornata, insomma, ve l'abbiamo raccontata, giornata di futsal amatoriale e anche di calcio 5 federale, tra pochissimo a Prata, per cui adesso spegniamo tutto, si va a Prata a vedere la partita e buon pomeriggio a tutti, ci rivediamo lunedì sera ore 20:50, 20:55, quindi un po' prima dell'inizio della partita, da Morsano Tagliamento, la Serie B del CSI in diretta, Falchetti contro Atletico Conegliano. Non mancate, l'appuntamento per Calcio 5 Show è sempre sabato prossimo, ore 13:45. Un saluto da Enrico e ovviamente da Max, che al momento ci ha abbandonato, però ritornerà fedele lunedì. A tutti voi buon pomeriggio e buon weekend.